entriamo più nello specifico di un habitat che è di tipo proprio cittadino, le essenze arboree e la gestione del verde in un comune, in una città come Mestre e Venezia. Non so se toccheremo anche Venezia, che ha delle, parzialmente, però insomma, ha delle problematiche tutte sue, insomma, sì, sono, sì, certo. sì, è un po' più, è una bella gatta da pelare gestire il verde in una città come Venezia. Bene, lascio la parola ai relatori e mi faccio da parte. Grazie. Vado? Sì, va bene. Buonasera, scusatemi se sto seduto, mi è più comodo, ecco, non è una mancanza di rispetto. Niente, pensando a questo incontro mi è venuto in mente... Sono con degli strumenti impropri, non prendete paura. Ce la fai? Mi è venuto in mente il titolo di un film di successo Chi ha incastrato Roger Rabbit, perché in realtà quando mi è stato chiesto di partecipare a questo incontro, considerando che io non mi ritengo un grande oratore, pur avendo penso abbastanza cose da dire, ero tentato di dire di no, poi mi è stato detto no, ma dai, sarà una chiacchierata informale tra amici, poi siete in tre. E via via che è passato il tempo ho scoperto che uno si è defilato, l'altro è qui, ma mi ha detto Roberto lo spazio è tutto tuo, ho detto e quindi ho cominciato a preoccuparmi. Vabbè, comunque insomma, spero avrete pazienza, io cercherò di farmi capire. Ho organizzato l'incontro in un certo modo, ma nulla ci vieta di divagare se avete interessi diversi, se la cosa non vi va bene, ecco. Allora, per chi non mi conoscesse, io sono appunto Roberto Micheletto ho avuto il privilegio di potermi occupare del verde della nostra città dal 1979 al 30 novembre del 2014, quando mi è stata data la possibilità di andare in pensione e mi era stato anche chiesto di rimanere ancora qualche anno, ma mia moglie, che è più saggia di me, mi ha consigliato di approfittarne e così insomma, e così ho fatto, e devo dire che alla luce dei fatti devo dargli ragione, insomma, ecco. E in questo lungo periodo ho avuto la fortuna di occuparmi delle cose, di cose importanti, diciamo. Io come tecnico del verde sono iscritto a un'associazione nazionale di tecnici che si occupa di verde pubblico, e so che molti sognerebbero di fare una volta nella vita quello che a me invece è capitato di fare spesso, e mai penserebbero probabilmente di occuparsi di cose importanti come può essere stato il Parco della Bissuola, il Parco di San Giuliano o altre cose di questo tipo, o di progettare parchi di dimensioni minori ma comunque di una certa complessità, di una certa ampiezza, insomma, che richiedono di affrontare tutta una serie di problematiche molto, molto interessanti e molto, molto particolari, ecco. Niente, quindi ecco, come formazione, giusto per rispetto ai laureati presenti, io devo dire che sono il famigerato geometra, che poi quando ha cominciato a fare verde pubblico si è rimesso a studiare e si è fatto un diploma da perito agrario, che poi ha tentato anche la carriera universitaria in scienze forestali, ma lì era arrivata la famiglia e i figli e c'era bisogno di tempo e di soldi, quindi ho dovuto lasciar perdere. Non è detta l'ultima parola, perché ogni tanto mi viene voglia di riprovarci, vedremo, insomma, perché ormai l'età avanza, quindi va bene. Niente, venendo al tema della nostra serata, io credo che sia necessario prima di tutto calarci nel contesto in cui operiamo, che è quello del verde urbano, del verde pubblico. Allora, secondo il professor Chiusoli dell'Università di Bologna, il verde urbano
è stato definito come un sistema di aree dotate di specifiche funzioni e destinazioni all'interno della città, del contesto urbano. Quindi di questo stiamo parlando, non stiamo parlando di giardinetti privati, non stiamo parlando di esattamente, ecco. Quali sono le tipologie di verde che noi troviamo e che sono rappresentate nel nostro comune, che è un comune vasto, molto ampio, sono ben rappresentate perché ci sono un po' tutte. Innanzitutto i boschi urbani. Andiamo un po' per ampiezza, non tanto per importanza, perché poi vedremo che ognuna di queste tipologie di verde ha una sua funzione specifica e quindi ha una sua propria importanza. I boschi urbani, voi sapete che da alcuni decenni nelle maggiori città italiane ha preso piede questa idea, diciamo, di cercare di recuperare quello che era l'ambiente storico della nostra pianura per quanto riguarda Venezia o altre città limitrofe, e così per tante altre città del nostro paese, diciamo. E quindi anche Venezia ha deciso, mi pare negli anni 80, di realizzare questo grande progetto che se non sbaglio prevede mi pare 1100 ettari di bosco, di cui 230 già realizzati, se non ricordo male, che voi immagino conoscerete, avrete visto, avrete avuto modo di... Molti di questi sono aperti al pubblico, altri sono chiusi, quindi, ma quelli aperti penso li avreste sicuramente frequentati, li avrete sicuramente visti. Quali sono le funzioni principali dei boschi urbani? Quella della mitigazione ambientale, ovvero voi sapete che insomma, le piante hanno questo grande potere di assorbire gli elementi inquinanti presenti nell'atmosfera. La funzione di fitodepurazione, perché questa stessa attività viene svolta anche attraverso i sistemi radicali, in quanto queste piante, diciamo, captano le acque di falda e quindi trattengono le sostanze che vengono sversate, sarebbero altrimenti sversate in laguna, provenienti dalle campagne circostanti, e questo è stato uno dei primi obiettivi. Ricordo allora quando il nostro ex assessore Zorzetto ce ne parlava per le prime volte, preoccupato dall'inquinamento che proveniva dalle nostre campagne. Un'altra funzione importante è quella di migliorare la biodiversità, perché voi sapete che la quantità di specie presenti nel bosco, vuoi perché introdotte, vuoi perché arrivate in maniera spontanea, non possono che migliorare l'ambiente da questo punto di vista. Offrono rifugio a molte specie animali, perché, come anche questo saprete benissimo, le nostre campagne si sono trasformate. La meccanizzazione agricola ha comportato la distruzione delle siepi, dei boschetti che una volta esistevano. Io insomma non sono giovanissimo, quindi ho modo di ricordare come sono nato in campagna, quindi ricordo bene com'era la campagna di un tempo e vedo com'è purtroppo la campagna, la desolazione di questi anni, e quindi in questi spazi quegli animali che non avevano più una casa, diciamo così, possono trovare rifugio. A me è rimasta impressa la frase di un signore di una certa età, molti anni fa, quando sono andato ad aiutare mio suocero che era andato a fare una riva, come si dice in campagna, no? Cioè praticamente il proprietario gli cedeva la legna che lui avrebbe tagliato in cambio della pulizia del fosso, no? E mi ricordo che mentre eravamo lì, io lo aiutavo, è arrivato questo signore anziano, avrà avuto un'ottantina d'anni, no? E guardandoci dice, sì, dice, voi fate pulizia, cioè fasi puisia, si dice netar in dialetto, no? Ma i merli, dove vai a fare gnaro? È stata una cosa che mi è rimasta impressa.
e che ricorderò sempre perché ha detto nella sua semplicità una cosa di una profondità estrema. Effettivamente lui nella sua semplicità aveva capito perfettamente che noi esattamente, ecco. Vabbè, andando avanti, i boschi diventano a questo punto anche degli spazi naturali per lo svago e il tempo libero. Molti di noi credo, se amano la natura, spesso avranno preso la macchina per andare vuoi sul Montello, vuoi andare sulle Prealpi, vuoi per andare sulle Dolomiti, vuoi per andare in montagna, insomma a godere un po' di natura, oppure anche sulle pinete lungo le spiagge. Ecco, il fatto di avere un bosco qui comodo ci permette di arrivare comodamente in bicicletta, a piedi o con i mezzi pubblici e di godere comunque di uno spazio naturale e molto gradevole. E infine possono diventare un laboratorio di educazione ambientale, perché qui attraverso attività didattiche possiamo insegnare agli adulti del futuro, diciamo, il rispetto per la natura e per l'ambiente. Passando, ecco, questa è un'immagine del Bosco di Mestre, come vedete lì c'è una scolaresca impegnata appunto in una di queste attività. Ci sono delle persone a cavallo che stanno a testimoniare appunto le attività che vi si possono svolgere, perché tra l'altro per il Bosco di Dese, se non sbaglio, passa anche un tratto della progettata, ipotizzata ipovia ecco, sì, adesso non ricordo, comunque. E in ogni caso, voglio dire, è possibile anche il transito con i cavalli, ovviamente a piedi, in bicicletta. Io ci vado abbastanza spesso, è un luogo per ora poco frequentato, in cui si sta bene, chi ama. Sì, ma comunque non vedo neanche tantissima gente, se devo dire la verità. Anche questo poi è un aspetto riguardante la fruizione del verde che andrebbe un attimo trattato, esatto. Comunque, scendendo in ordine di dimensioni, un'altra tipologia di verde presente nella nostra città è quella dei parchi urbani. I parchi urbani come funzioni hanno, seppur innanzitutto sono spazi costruiti. È uno spazio costruito anche il bosco, ma con una filosofia, un criterio un po' diverso, diciamo. E nella realizzazione di parchi urbani invece la costruzione e l'artificialità è più spinta, e la loro funzione, seppur in dimensioni ridotte, è paragonabile un po' a quella del bosco, laddove soprattutto vi sia una ricca presenza di vegetazione, perché poi ci sono anche parchi dove si è un po' esagerato, diciamo, con l'edificato, i vialetti, i fabbricati, queste cose qua, e sono comunque, e la loro vocazione principale è quella di luoghi, spazi ricreativi, spazi di aggregazione, in questo caso di interesse extra cittadino, perché per le loro dimensioni e per l'offerta di servizi e attività che si possono svolgere, possono diventare di interesse anche per cittadini provenienti da zone al di fuori del nostro comune. Questa è un'immagine del parco albanese di Bissuola. Voi sapete che sono 30 ettari di parco, di cui 22-23 circa investiti a verde. Il rimanente è coperto da edificato, piazze, vialetti, impianti sportivi e via di seguito. Ecco, è stato il primo esempio di parco urbano nella nostra città, molto discusso, molto criticato. Come? Nasce prima del Piraghetto. Allora, il Piraghetto, se non ricordo male, è stato inaugurato nel 1982, ma il Piraghetto non lo definirei un parco urbano, È un giardinetto. è un parco di quartiere, diciamo. Le dimensioni sono un po' ridotte, l'aspetto è un po' diverso, i criteri progettuali sono un po' diversi, ecco. Il parco della Bissuola invece è molto più grande. La sua realizzazione è cominciata negli stessi anni, perché i primi interventi
sono cominciati nel 79 se non sbaglio, infatti io dall'ufficio in cui ero stato richiesto al Verde Pubblico proprio perché stava partendo questo grande progetto, c'era bisogno di personale e quindi chiesero anche la mia presenza, insomma, ecco, anche se poi io me ne occupai solo nella fase conclusiva e nell'avvio della fase di gestione e di manutenzione del parco stesso. Ecco, a seguire negli anni poi è arrivato il Parco di San Giuliano. Il Parco di San Giuliano sono 70 ettari la parte realizzata, ma è una superficie destinata ad aumentare se verranno realizzati anche i rimanenti interventi previsti dal progetto. Scusa, ma è uno dei più grandi d'Europa, ma hanno detto il Parco San Giuliano. Diciamo che ha dimensioni ragguardevoli. Francamente io ho girato abbastanza l'Europa e non mi sentirei di dire che è il più grande d'Europa. Ho visto parchi molto, molto estesi, molto grandi, soprattutto in Germania o anche in Olanda, diciamo, in Francia. Ora non ricordo francamente la superficie di questi, ma direi comunque si colloca, diciamo, tra i più grandi sicuramente, ecco. Sempre per rimanere nell'ambito della tipologia di verde e scendendo anche in questo caso ancora di dimensioni, passiamo ai parchi di quartiere, che sono aree di dimensioni più contenute. Parliamo in genere di superfici intorno ai 3-4 ettari mediamente, a volte un po' più, a volte un po' meno, e sono spazi prevalentemente destinati ad attività ludiche, ricreative, di interesse locale, diciamo. Infatti sono destinate a persone che rimangono, a cittadini che vivono nelle immediate vicinanze. Sono aree secondo me di una grande importanza. L'ultimo in ordine di tempo arrivato è il Parco di Catene. Uno dei primi invece ad essere realizzato fu il Parco del Piraghetto nel 1982. È stato forse il primo esempio di parco progettato nel nostro comune, almeno in questi anni, diciamo, ed ottenne subito un grande successo, sia perché insomma era stato realizzato con dei buoni criteri, diciamo. Per la prima volta c'era una viabilità interna seria, un impianto di illuminazione, un impianto di irrigazione, il laghetto, un verde ben pensato, i movimenti del terreno che non sono consueti nel nostro, seppur artificiali, voglio dire, ma che comunque danno un certo aspetto e quindi sono gradevoli. Poi diciamo, proprio per il fatto che è stato uno dei primi, ci fu all'inizio una grande attenzione anche nella manutenzione, nel rispetto, nel riguardo verso quest'area verde. Poi col tempo purtroppo le cose sono andate un po' scemando e adesso diciamo che purtroppo insomma è in notevole degrado, come un po' tante delle nostre aree verdi. Un altro dei parchi di quartiere interessanti che abbiamo nel nostro territorio è quello di Chirignago, il Parco Gianni Rodari. Questo è uno dei parchi che l'amministrazione comunale realizzò nei primi anni '80 in maniera molto, molto semplice, molto spontanea, addirittura senza neanche alcuna sistemazione del terreno, tanto è vero che quando in un secondo momento furono oggetto di riqualificazione, tra le opere che furono realizzate ci fu proprio quella della sistemazione planimetrica del terreno, perché
rimanevano ancora le baulature tipiche dei campi dei campi. agricoli, sì, perché erano terreni, diciamo, espropriati, precedentemente coltivati, che per una questione, diciamo, di urgenza il comune si trovò costretto a sistemare a verde e quindi rimasero tali e quali com'erano, furono piantate solo delle piante senza nessun'altra opera. Intorno agli anni, diciamo, 90 si cominciò a ragionare sull'idea di riqualificarli per introdurre tutte quelle strutture tipiche dei parchi cittadini e quindi venne dato il via a una serie di progettazioni, tra le quali molte di queste sì, le ho seguite proprio io personalmente, diciamo, e furono reperiti i fondi e finalmente, insomma, si riuscì anche a fare anche i lavori. Ecco, un altro di questi parchi, un'altra di queste aree, diciamo, è il parco di Via Agliez alla Cipressina. Vi ho fatto vedere questi esempi perché diciamo, al di là della loro importanza, delle loro caratteristiche, perché sono aree verdi abbastanza complete, diciamo, sotto il profilo sì, dei servizi, anche perché sono collocate proprio in zone strategiche della città, cioè sono ben distribuiti nella città, quindi riescono a dare un servizio abbastanza completo alla cittadinanza perché sono tutti raggiungibili abbastanza comodamente. Questo permette a chi non può andare, a chi parte da Trevignano per dire, per andare al parco, senza andare a San Giuliano, senza andare alla Bissuola, al di là del fatto che anche Trevignano ha il suo parchetto, diciamo, ma i residenti della Cipressina a piedi possono raggiungere quest'area verde che è dotata di pista polivalente, erano stati realizzati anche i campi da bocce, ci sono i servizi igienici, c'è un'area giochi per i bambini, c'è l'area per la libera circolazione dei cani, c'è stato l'esperimento dei barbecue che poi ha creato tutta una serie di problematiche, vabbè, insomma. Continua ad essere. Sì, sì, continua ad esserci e forse per me è una cosa che avrei diffuso, diciamo, anche negli altri parchi. Li ho introdotti io, nel bene o nel male me ne vanto e avevo anche a suo tempo detto che l'intervento non doveva limitarsi alla sola collocazione dei barbecue e dei tavoli da picnic, ma doveva essere gestito, perché la cosa messa lì effettivamente avrebbe creato dei problemi, come poi si è verificato. Dopo anni, dopo discussioni, dopo, insomma, tutta una serie di vicissitudini, questa cosa si è capita. Adesso mi pare di capire che funziona, anche perché, se non ricordo male, il parco è stato in qualche modo preso in gestione, tra virgolette, da un'associazione di cui non mi ricordo. Associazione Sette Nani. Perfetto, ecco, i Sette Nani, con cui, insomma, ci siamo sentiti anche spesso, abbiamo collaborato spesso e mi pare che, insomma, siano riusciti a far funzionare le cose, e questo è un buon esempio che secondo me andrebbe esteso, perché se poi dovessimo entrare nell'argomento della gestione del verde, della gestione dei parchi, della loro corretta fruizione, della loro tutela, della loro salvaguardia, mi sentirei di dire che il miglior sistema per difenderli è quello della sorveglianza indotta, diciamo, costituita da un presidio, no, che c'è senza farsi vedere, ma che in qualche modo però con la presenza dei cittadini allontana, diciamo, allontana i malintenzionati, ecco. Perché una cosa che io ho sempre detto è che gli spazi vuoti, si trova sempre qualcuno che tende a riempirli, ma spesso gli spazi vuoti vengono riempiti dal degrado, e questo è il caso dei nostri parchi, dove non va nessuno. Io, per esempio, ecco, posso dire che con la riqualificazione di alcune di queste aree verdi abbiamo ottenuto proprio il risultato di
cambiare completamente la fruizione e l'uso di questi spazi, ottenendone certamente un miglioramento. Io ricordo ad esempio il parco di via Monviso a Favaro, era una landa desolata, un po' di prato e un po' di alberi, frequentata solo da chi portava i cani ovviamente a fare i propri bisogni liberamente, frequentata da drogati, frequentata da, insomma, ecco, con la sistemazione, seppur modesta perché quello che si era ipotizzato non è stato realizzato completamente, però con la sistemazione minima che gli è stata data, la presenza dell'area giochi, la pista polivalente dove ci vanno i ragazzi e tutta una serie di attività, ha allontanato questi fenomeni. La creazione di un'area cani destinata esclusivamente a quelle attività ha tolto almeno, insomma, all'80% ha ridotto questa problematica, diciamo, e quindi l'aspetto è sicuramente migliorato. Ecco, il parco di via Monviso è proprio veste invernale di cui avevamo parlato, è proprio questo. Si intravede l'area giochi, la zona sosta lì con il gazebo e il prefabbricatino all'ingresso, che nella mia idea doveva servire proprio per ospitare, diciamo, un eventuale gruppo spontaneo di cittadini che si accollasse l'onere di questa minima sorveglianza, controllo, insomma presenza, e che fungesse un po' anche da portineria, appunto, di informazione. In effetti ci fu all'inizio un gruppo di mamme che si era presa a cuore sta cosa e che era disponibile, ma poi la cosa non è andata in porto e vabbè, insomma, la casetta è rimasta là. Ecco, questo Posso qua. chiedere una cosa? Sì, mi dica. Visto il ruolo che ho avuto per tanti anni, e che stiamo parlando di parchi che hanno 20 anni, 30 anni, Sì, così, sì. potrebbe fare un confronto di quelli almeno di cui si è curata direttamente la progettazione? Quelli che vi sto facendo vedere? No, per esempio che costi hanno? Che costi hanno? Che costi hanno avuto di realizzazione, progettazione, realizzazione, e soprattutto se dopo come si sono comportati come costi di manutenzione. E in genere quando uno progetta un parco così, Sì. che vita gli dà prima di doverlo ripensare, in parte rifare, eccetera? È una bella domanda alla quale però non è facile rispondere, diciamo. Allora, per i costi No, perché così dovrei più risalire, chiaro dovrei quanto risalire. valore anche Sì, ha sì, in un parco di prossimità, di quartiere, sì. quanto conta anche la cittadinanza, anche dal punto di vista del risparmio e del costo di gestione. No, non ho capito, scusi. Per esempio in un parco di quartiere, Sì, sì. coinvolgere la cittadinanza o dei volontari, Sì. o che so io, quanto può incidere anche nelle spese di gestione e di manutenzione di questo parco. La sì, sicurezza ho ha un capito. costo, tenerlo aperto ha un costo. Sì, sì. Sfarzo. Sì, le dico, è una domanda, è una bella domanda, ma non è di facile risposta, perché allora, per quanto riguarda i costi di realizzazione, dovrei risalire un po' ai progetti. Comunque stiamo parlando di qualche centinaia di milioni di vecchie lire quando parliamo di parchi, cioè, tanto per darvi un'idea. No, tipo il metro quadro, che così. Sì, una parola. È un parametro che avevamo a suo tempo costruito, diciamo, per farci un'idea così sommaria, però non è facile dire, non è significativo. esattamente, perché dipende da tanti fattori. Un parco può, cioè, voglio dire, qui ci sono esempi diversi, no? Questo è il parco di Trivignano, per dire, no? Questo era un'area espropriata a un ex terreno agricolo, diciamo, e questo è stato realizzato con molta economia, perché diciamo che
io ero un po' interessato, lo dico qui, nel senso che io abito a Trivignano, no? E quest'area era abbandonata da tempo. Nel periodo in cui ha preso avvio diciamo, la sistemazione di quest'area, io mi occupavo ero stato incaricato di seguire i lavori di San Giuliano. E lì la prima cosa che c'era da fare era eliminare tutta la vegetazione presente che era stata piantata a suo tempo sull'ex collina, diciamo sull'ex discarica. Allora io mi ricordo che veder buttare via tutte queste piante mi piangeva il cuore e ho detto, ma scusate, ho detto, perché non possiamo provare a zollarle e a trapiantarle da qualche altra parte? La proposta fu accolta. E siccome siccome era un intervento molto delicato perché si parlava di piante piantate molti anni prima, quindi che si pensava insomma avessero un apparato radicale molto esteso, l'intervento veniva fatto in tarda primavera, quindi con piante che stavano già cominciando a vegetare, una pianta di quelle delle dimensioni insomma in cui erano quelle là che dovesse essere trapiantata deve essere preparata preventivamente, cioè c'è tutto un discorso insomma abbastanza complesso da fare, cioè improvvisare un'operazione del genere in poco tempo era un rischio, era un costo, però valeva la pena di tentare. Devo dire che siamo stati in qualche modo favoriti, perché questa è una questione che poi vi avrei detto e avremmo affrontato, ma viene fuori adesso. Allora, siccome quelle piante erano state piantate su un terreno inospitale, perché era un'ex discarica, ok? Ecco, le radici erano rimaste nello spazio del volume della buca che era stata scavata, perché solo lì avevano trovato terreno fertile, nel senso che la buca che era stata esatto, allora la buca che era stata scavata di dimensioni ovviamente un po' più ampie e che era stata riempita con terriccio buono di qualità, perché ovviamente si sapeva dove andavano piantate, quindi per aiutarle, no, a superare la fase iniziale, sperando che poi crescessero, e loro giustamente appena mettevano il naso fuori, cioè, capivano che non era il caso, e sono rimaste tutte là. Quindi per noi fare la zolla riducendo al minimo i danni al sistema radicale è stata una fortuna, e questo ci ha permesso appunto di trasferire queste piante. Ne abbiamo tolte qualcosa come 150 mi pare, ma parliamo di alberi che erano 7, 8, 10 metri, 50-60 centimetri di circonferenza, sono piante insomma ragguardevoli, ecco. E con buona parte di queste, per esempio, io le ho concentrate tutte qui perché per una ragione, al di là del fatto che poi che scherzosamente ho detto mi interessa perché io abito là, non è che avessi bambini da portare, vabbè insomma, ma a parte questo, perché avevo bisogno di concentrarle il più possibile in uno spazio dove poi fosse anche facile mantenerle negli anni successivi, perché potessero superare efficacemente la fase del trauma del trapianto, e quindi le innaffiature, tutte le operazioni che seguivano sarebbero state più facili facendolo in un unico posto, perché l'idea che mi proposero era quella di dire vabbè, allora togliamo queste piante, ne mettiamo una per scuola. Sì, bravi, ma e dopo chi c'è che va a dargli l'acqua? Una per scuola. Cosa ci costa bagnarle una per scuola? Allora abbiamo fatto anche un intervento di questo tipo, collocandone alcune nelle scuole, addirittura alcune sono andate a finire in alcune scuole del Cavallino, perché allora il Cavallino faceva ancora parte del comune di Venezia, ma la maggior parte sono state concentrate qui. Quindi voglio dire, se parliamo di costi, il costo della realizzazione di questo parco è stato pari a zero in questa fase, perché quelle piante dovevano essere comunque eliminate, ci sarebbe stato un costo per la loro eliminazione, abbiamo speso un po' di più per trapiantarle, ma comunque è sempre un costo ragionevole. Il terreno, con l'occasione, ho approfittato per farlo spianare e sistemare. Il prato è stato lasciato crescere spontaneamente, perché questa è una tecnica che si usa, il miglioramento del prato si può ottenere efficacemente con un taglio frequente, ed è la cosa che io consiglio a tutti.
perché è assurdo andare ad acquistare delle sementi costose che provengono dalla Nuova Zelanda o dall'America o dall'Inghilterra. Cioè, le erbe spontanee che crescono qui da noi sono quelle che sicuramente resistono di più, si ammalano di meno e quindi costano bene e fanno meglio all'ambiente. E quindi la cosa migliore è lasciarle crescere spontaneamente e con un taglio frequente, voglio dire, si favorisce la crescita di quelle che hanno la tendenza a svilupparsi orizzontalmente e a coprire, piuttosto che quelle che crescono in altezza, e così è stato fatto. Quindi anche qui il prato non è costato niente, l'unica cosa che è stata quest'area giochi, che si vede perché qui abbiamo dovuto acquistare i giochi. In una prima fase c'è stato, siccome non c'erano le risorse per fare neanche questa, c'è stato un comitato che si è autofinanziato e ha comprato alcuni giochini per i bambini, ecco, e poi siamo intervenuti noi, quindi qui i costi sono stati veramente, veramente minimi. Comunque in ogni caso sono soldi ben spesi. In questo caso, in ogni caso, beh sì, non lo deve dire a me perché sì, mi trova assolutamente d'accordo. A questo proposito vi dico una cosa, io sono stato a trovare di recente un amico che lavorava in provincia, e voi sapete che le province insomma, sono state eliminate e quindi sì, dovrebbero, vabbè, c'è questa vicenda in piedi. Sta di fatto che gli uffici provinciali sono soggetti ad una riorganizzazione, a una ristrutturazione. Questo collega e amico, diciamo, che si occupava anche lui di verde, sono andato a trovarlo perché ci eravamo sentiti in precedenza, era preoccupato perché non sapeva che fine avrebbe fatto, e mi dice, allora dico, che fine fai? Ma dice, hanno detto che il nostro ufficio è tra quelli, mi pare mi abbia detto, non indispensabili, una cosa del genere. E lui ovviamente si occupa di piante come me ne occupavo io. Allora io gli ho detto, ma scusa un attimo, ho detto, non è indispensabile, ma questi sanno che le piante sono quelle che ci permettono di respirare? Perché la risposta è questa, cioè è semplicissima, voglio dire, è banalissima, non serve aggiungere tanto, non è indispensabile, vabbè, allora se non è indispensabile, cioè, vabbè, insomma, purtroppo questo è un grosso problema, ma lo vediamo anche da questa serata stessa, cioè quanti si sentono interessati a partecipare a una cosa del genere. Per carità, può darsi che magari sapendo che quello che dico io non è interessante, magari la cosa non sia attraente, no? Ma al di là di questo, cioè, il tema dovrebbe interessare molte persone. Allora, se andiamo a teatro a vedere una cavolata qualsiasi, è pieno, c'è la coda, si ripetono le serate, si spendono dei soldi. Se parliamo di verde, se parliamo di ambiente, ci troviamo quattro gatti. E se diciamo a qualcuno come la pensiamo, ci guardano storto e dicono non sembra a posto, è normale, sto attento. Ecco, il problema è questo, il problema, quindi vabbè, insomma, ecco. E ovviamente voi sapete che, ma qui non voglio allargarmi troppo, se no dopo cioè, rischiamo, insomma, no, però voglio dire, ovviamente voi sapete che i politici rappresentano chi li elegge, e se chi li elegge non è interessato ai temi dell'ambiente, ovviamente non eleggerà non vorrà un amministratore che metta tra le sue priorità la terra, l'acqua, l'aria, il suolo, queste cose qua, mi spiego. Non si potrà che parlare di strade, autostrade, fognature, illuminazione, parcheggi, tram e via di seguito. Vabbè. A me è venuta così una domanda. Sì. Chi ha dato il permesso allora, quale autorità, di cacciare nel bosco di Mestre? Questo non lo so.
Questo non lo so. Perché cioè, la gente non va neanche tanto. Ultimamente poi si è saputo che ci sono i cacciatori in certi periodi dell'anno e non mi pare una cosa tanto positiva, insomma. Allora, Visto che hanno fatto i parchi perché ci andassimo e li frequentassimo. allora, diciamo, credo che i problemi della caccia siano soggetti siano di competenza non so se della provincia Adesso che o non ci della sono più regione. le Adesso non lo province. so, Della però regione? Della regione sicuramente. Regione assessore del reato. Ah, ecco, perfetto. Verlato è quello che appena fatto la richiesta del reato di disturbo alla caccia. Le norme principali Di sono... disturbo alla caccia, Ah, bene. a proposito, il reato di disturbo alla caccia. C'è un reato. Ma sono No, d'accordo. non c'è reato, la stanno proponendo. Questo è Ma un si consigliere regionale. In effetti i cacciatori sono disturbati. Ma io credo che... No, sono disturbati. No, infatti. Non è sono disturbati. Vabbè, dai. Cosa posso dire? Vabbè, no, tornando invece all'argomento, stavo dicendo che non è facile rispondere alla sua domanda perché come vede gli esempi sono diversi. Questo di Trevignano è un esempio forse un po' limite perché qui è stata una serie di coincidenze, di occasioni che ha fatto sì che i costi qui siano stati contenuti. Ecco. Però ecco, se andiamo a vedere questo intervento qua, ho voluto farvelo vedere perché questa è l'illuminazione del vialetto, diciamo, del parchetto, diciamo, del bosco del Picchio, che ho pensato io, diciamo, perché volevo una illuminazione che non disturbasse, quindi mi sono inventato una cosa che poi qualcuno con pazienza ha realizzato, diciamo, e quindi mi piaceva farvi vedere questa immagine, ecco. Però per dire, anche questa è un'altra tipologia Per di... esempio, Sì. come io non sono di qua, io Sì. conosco quello di Catene a Sì. Marghera, conosco quello di San Giuliano. quello di Catene che è questo qua. Sì. Per esempio in quello lì con l'illuminazione, ma poi è chiuso questo parco? Quale? Quello che ho fatto vedere prima del Picchio. No, quello che ho fatto vedere prima è sempre aperto, Sempre aperto. non ha recinzioni, non ha una chiusura, ecco. Non ha più neanche l'impianto di illuminazione però, Ah, perché è stato vandalizzato una prima volta e l'abbiamo messo a posto, è stato vandalizzato una seconda, l'abbiamo rimesso a posto, è stato vandalizzato una terza e si è deciso di non metterlo più a posto perché è stato una decisione sì, sofferta, anche perché quel vialetto aveva tra l'altro anche la funzione di viabilità alternativa a quella principale, nel senso che attraversando quel parchetto alla sera si poteva evitare di fare un percorso più lungo, ecco. Però purtroppo vabbè, c'è questo fenomeno del vandalismo, è un'altra questione che andrebbe discussa, affrontata e forse però di difficile soluzione. Ci vuole la guardiania nei parchi notturna. Ma Costa. è un problema di costi, sì. Costa. Ma io sono di un'altra idea, ma io forse sono un Romantico. no, un romantico, forse io ho delle utopie in mente, nel senso che io ricondurrei tutto a una questione di educazione, Sì, a una questione, certo che discorso. a una questione morale, Sì, diciamo sì. così. Allora io ve lo confesso e non mi vergogno a dirlo, sono cresciuto perché insomma quest'anno faccio 61 anni, sono cresciuto quando gli anziani se facevo qualcosa mi tiravano un orecchio. Sì, ma ormai non esiste più quel mondo. Lo so, io però avrei la tendenza di farlo ancora e mia moglie mi dice sempre sta attento perché una volta l'altra ti bastona, sta attenta, però non riesco a trattenermi, cioè se vedo qualcuno che butta una carta per terra o che butta una cicca per terra, sì, non riesco a stare zitto, non sopporto le auto sui marciapiedi, non le sopporto. Chi lo dice? Non le sopporto e quindi se qualcuno parcheggia sul marciapiede glielo dico, glielo faccio notare e mi stupisco chi mi guarda mai
Perché che dico, scusa che dico, ma se mi venisse voglia di mettermi in strada con Taui a giocare a carte, cosa diresti? Che sono matto? E ora perché la macchina deve andare sul marciapiede? Perché non si parcheggiano che trova No, non è così, non è così. No, io sto parlando di gente che mette la macchina sul marciapiede quando a 2 passi c'è il parcheggio vuoto, sì, è così. Perché se è più comodo, cioè se potessero andrebbero anche dentro, sì. Vabbè, mi pare che ci stiamo un po' allontanando però dai nostri... Per carità, a me va bene anche così, non so se va bene a voi. Parliamo di alberi. Ecco, esatto. Allora, torniamo ai nostri... Comunque, scusa un attimo, il parco di Catene è carente di alberi, gli alberi... È un deserto. Lo so. Allora, io vi ho fatto È stato vedere... anche deciso così dall'inizio, una scelta. Io vi ho fatto vedere questa Perché immagine questa perché ce l'avevo, perché documenta uno dei lavori che ho fatto lì proprio all'interno del Parco Catene, proprio per la ragione che lei sta dicendo. Ci hanno chiesto di alberare un po' il parco e quindi lungo i vialetti abbiamo messo alcuni filari di piante e poi mi pare basta, ecco. E il problema è che lì c'è stata una scelta progettuale. Progetto esterno, vero? Non del comune. No, È stato dato esterno. Sì, progetto esterno, sì. Direi che questo Un professionista locale, mi risulta che lo studio sia di Marghera o di Mestre. Riviera forse. Vabbè, insomma, comunque sono... È un po' squallido quel parco. Molto squallido. Io sono stato invitato all'inaugurazione, perché a suo tempo mi ricordo che avevamo ancora Gaetano Zorzetto come assessore. Lo so, non lo dica a me, che, vabbè. Allora venne un giorno in ufficio da me e mi disse: Roberto, devo andare subito a un incontro, mi serve un progetto per il Parco Catene. Cioè, in 2 minuti, in 2 giorni, cioè una settimana. Ho abbozzato una cosa, ma proprio insomma una schifezza, una cosa della quale adesso mi vergognerei, diciamo, no? Ecco. Ma vi assicuro che sarebbe stata sicuramente meglio di questa, secondo il mio punto di vista, perché partiva innanzitutto dal rispetto del preesistente, e c'erano dei corsi d'acqua, c'erano delle... ecco, sì. Soprattutto la parte sud verso l'autostrada ha niente meno che il perimetro intatto con le essenze antiche del bosco di Chirignago. Ecco. E hanno fatto quel bunker di cemento proprio lì dove crescevano le querce spontaneamente. Non so che dirle. Comunque vi dico, io sono stato... permessi per proteste, perché inizialmente era solo... Sì, abbiamo avuto una richiesta da parte del comune che è sollecitato dalla municipalità, dai cittadini, ha deciso di mettere degli alberi e quindi abbiamo fatto questo filare di piante. Comunque stavo per concludere, stavo dicendo che il giorno dell'inaugurazione sono stato invitato e mi ricordo proprio l'impressione come ho messo piede su questa lastra di asfalto e ho detto a chi era con me, non mi ricordo chi si fosse, ho detto: scusa, ma dove sei i carri armati? Cioè mi sembra, sì, che mancava, e mancava i carri armati messi là, cioè a fianco del muro. Piazza d'Armi. Parco mancato quello. Mamma mia, ho detto una roba Non si può reintegrare, inserire nel progetto. La muraglia fa i cazzassi grattarsi. Ma si può fare di tutto e di più. Il problema è che ci vuole la volontà, a seguire ci vogliono le risorse. E quindi, ma il fatto è che da quello che mi dicono, non solo il progettista lo difende coi denti e lo giustifica in una maniera molto convincente, perché io ho sentito qualcuno che ha partecipato a qualche incontro, io non ho mai assistito a questi eventi, diciamo, no?
ma è venuto fuori cambiando idea, convinto. Sì, no, perché mi ha detto che gli alberi sono messi secondo un asse che rispecchia il... non mi ricordo adesso. No, per sapere. Non mi ricordo, guardi. Non mi ricordo, no, ma dovrebbe essere un team di Padova o di Treviso. No, io credo siano qui di mezzo di Marghera, sa. Se sono in Marghera, comunque mi risulta che in realtà abbia avuto successo perché purtroppo, ma qui non voglio generalizzare, purtroppo ci sono architetti che ragionano così e tra di loro fanno combricola, diciamo, perché questo mi risulta chiami gente, cioè credo sia andato in Spagna a spiegare, a raccontare di questa esperienza, e c'è qualcuno che ci crede, insomma, ecco, quindi la storia bisognerebbe fin dalle elementari spiegare che la storia di tutta l'architettura è sempre nel rapporto funzione-forma, e chi vede solo la forma senza la funzione è sempre stato un disastro. Ma nei secoli sono d'accordo da questo Ma siamo arrivati al paradosso di chiedere che vengano tagliate tutte le siepi perché i drogati ci si mettono dietro. Questo è un altro degli aspetti. Quindi è meglio il deserto. Però ci sono lo stesso, bagni non esistono in tutta una certa parte siamo al degrado mentale di Mestre, ci sono delle aiole degradate, le telecamere vedevano sempre, tipo anche Tasso, che un tempo erano carini, c'era anche un laghetto in via Tasso, certo, era carino, molto carino come parchetto. Adesso da anni continuano a usufruire del cortile, diciamo, del liceo, dove c'era la parte esterna, e ci sono sempre le griglie arancioni poi che confinano con il parchetto, hanno anzi inglobato una parte del parchetto, chissà perché. E il laghetto è una cloaca praticamente, perché quando piove c'è ancora un po' di impermeabilizzazione, per cui si ristagna l'acqua. Certo, le zanzare sono una meraviglia, perché è una narseri proprio di zanzare. Dove in via Tasso? E via Tasso, sì, tutta sta roba in via Tasso. E dopo appunto in via Sernaglia invece, con la scusa che ci sono i drogati che passano o gli spacciatori eccetera, e che molta gente va a fare la pipì, hanno desertificato tutta una serie di cespugli che non si capisce perché poi li abbiano puniti, poveretti, perché erano lì che facevano anche un po' di profumo. Allora, le direttive che noi avevamo dal comune finché c'ero io l'ha fatto l'anno scorso. E quando prima dicevo che ho fatto bene ad ascoltare mia moglie, perché sì, pur essendo rimasto, insomma, il mio cuore sempre in questo lavoro, ecco, perché mi manca, mi piaceva. Devo dire che non ho al tempo stesso grandi rimpianti, perché mi ero accorto che ormai c'era sempre meno da fare, sempre meno, quel poco che c'era da fare era sempre meno interessante e sempre più per certi versi, come posso dire, perverso, perché c'è anche questa logica di eliminare tutti i cespugli, perché altrimenti appunto la gente si va a nascondere per questioni di sicurezza. Cioè sì, lo capisco, se è vero, però io dico, perché dobbiamo sempre rinunciare alle nostre cose per favorire, sì, per colpa di pochi, cioè troviamo un sistema. Le panchine che sono state tolte da questi spazi verdi, e dove praticamente uno, cioè è semplicemente contro i cittadini sta roba. Perché e qui saremo fino a dopodomani, procediamo. Esatto. Sì, procediamo. Sì,
Vabbè, allora, niente, allora passando a un'altra tipologia di area verde, troviamo i giardini e le aree verdi, che sono spazi di dimensioni più ridotte, prevalentemente a scopo, diciamo, hanno una prevalente funzione di tipo ornamentale, decorativo, anche se poi in qualche caso come questo, diciamo, mantengono questa funzione di spazio, di aggregazione, anche se diciamo che un'area giochi al centro di una rotatoria stradale non mi sembra sia proprio il massimo, però insomma vabbè. Quello è il disegno storico del quartiere Giardino. Sì, ma voglio dire è anche sfruttatissima, quindi credo che guai se gli fosse tolta. Cioè, credo che i cittadini si ribellerebbero. Ormai è ben sviluppata. Sì, è frequentatissima. Sì, e credo il problema poi è anche che è comoda perché ce l'hanno sotto casa e da questo punto di vista tutti gli spazi a verde sotto casa andrebbero valorizzati perché sono quelli che vengono utilizzati più spesso e anche con maggior sicurezza perché voglio dire, i bambini possono essere controllati con facilità, essendo proprio comodi vicini ai genitori, voglio dire, senza doversi allontanare, visti anche i tempi che corrono. Insomma, a questo proposito per esempio il Comune di Torino diversi anni fa ha fatto proprio un'operazione sui cortili condominiali proprio per favorirne diciamo, l'uso proprio diciamo, a questo scopo. Vabbè, passando oltre abbiamo i parchi e i giardini storici. Io qui ho portato l'esempio del parco di Villa Franchin. Noi nel nostro territorio non ne abbiamo tantissimi e se pensiamo a un parco storico, diciamo, di importanza rilevante nelle nostre vicinanze, dovremmo pensare a Villa Pisani, a Stra. Ecco, nel nostro territorio non abbiamo cose di questo tipo, però comunque diciamo c'è qualcosa di interessante. Abbiamo Villa Attiva, sì, Villa Attiva, la prima immagine si riferiva proprio agli alberi di Villa Attiva, e qua dentro oltre a degli alberi diciamo importanti laddove sono rimasti, perché anche qui in Villa Franchin per esempio sulla sinistra c'erano dei faggi che poi sono schiantati, sono stati quindi tolti e abbattuti, e sostituire quelle piante non è facile, perché io ricordo spesso a tutti che per fare una pianta di 100 anni ci vogliono 100 anni quindi non è... o 80 magari, ma sono stati sostituiti con altre piante, ma voglio dire non con faggi. No, perché il faggio non sarebbe una pianta adatta al nostro territorio, e quindi lì... Dura 100 anni. Sì, certo, perché le piante hanno una grande capacità di adattamento, quindi sì, ecco. E se devo dire la verità, in un contesto come questo io avrei anche rimesso il faggio per una questione storica, però insomma a volte non va sempre così, insomma. E che alberi hanno messo? No, adesso non ricordo. Bagolari. Ecco. Un'altra tipologia di verde molto importante è quella dei giardini scolastici. Noi ne abbiamo tantissimi, nelle condizioni più diverse, delle dimensioni più svariate, a volte, anzi spesso direi non adeguati al numero di utenti, perché ci sono spazi ridicoli per un'enormità di bambini. Qualche volta, raramente, capita che ci sono bambini invece che dispongono di spazi enormi dove rischiano di perdersi. Ecco, è una tipologia di verde molto interessante. Questo è un intervento fatto a Venezia, fatalità. Sì, diciamo, questo è il risultato di una serie di accorgimenti anche per
sopperire, diciamo, a tutta una serie di problematiche che c'erano all'interno di questo spazio. Per esempio quel percorso là, sì, di legno, in qualche modo maschera dei pozzetti a servizio di impianti tecnologici che sono all'interno della scuola, vabbè, insomma, ecco, quindi c'è stato uno studio, sì. No, no, è una cosa... dimostra che tante volte non c'è bisogno di grandi spazi per fare delle cose molto utili e molto belle. No, devo solo dire... proprio un fatto di idea, di creatività, sì, di conoscere bene la gente che ci sta intorno, cioè le esigenze. È fondamentale. Perché è chiaro che la popolazione solo di anziani, probabilmente è stata beh, gli metti lo scivolo. E quindi partendo dal terreno, partendo dall'habitat anche umano, si può realizzare delle cose. Ma io credo che sia fondamentale. Cioè non si possono fare degli interventi fotocopia perché non è fotocopia il contesto in cui operi, quindi tu quando intervieni in uno spazio devi guardarti soprattutto intorno, devi guardarti intorno per la vegetazione, devi guardarti intorno per gli edifici, devi guardarti intorno per la popolazione, per i residenti, per molte cose, cioè devi calarti nel luogo, devi capire lo spirito che aleggia in quello spazio e poi se sei bravo... Un vero professionista, come? Un vero professionista possibilmente non raccomandato, non amico degli amici, per cui gli affidi il lavoro anche se non ne ha le competenze. Perché questo succede dappertutto. Infatti la progettazione che una volta veniva realizzata dai tecnici del comune, secondo me aveva questo vantaggio, perché i tecnici del comune, indipendente da chi è presente, avevano questa percezione, avevano queste conoscenze. Quando ti arriva lo studio di Milano, lo studio di Firenze, lo studio di Barcellona, è chiaro che può indovinare anche lui, per carità, perché da un buon progettista basta che assuma queste informazioni, che le viva un attimo, come fanno i grandi progettisti, però è molto raro, è molto più difficile. Sì, diciamo che l'amarezza, diciamo, che abbiamo vissuto come tecnici dell'amministrazione pubblica del comune, insomma, in cui abbiamo lavorato, è che ogni volta che c'era qualcosa di interessante dove avremmo potuto esprimere tutte le nostre capacità, visto che avevamo dimostrato di saperlo fare in ambiti più modesti, più piccoli, ma con un certo successo, diciamo, e hanno sempre pensato all'esterno. Cioè il Parco Catene poteva essere realizzato benissimo all'interno dell'amministrazione comunale. Se questo qui avesse realizzato anche il Parco Catene, chissà cosa veniva fuori di bello. Vabbè, così è andata così, esatto, bisognerebbe fare tesoro di queste esperienze, ma purtroppo non abbiamo gli interlocutori. Sì, poi diciamo che è anche vero che ci sono delle norme, delle regole, ad esempio un parco di San Giuliano che è il risultato, diciamo, di un concorso di idee, non poteva che essere fatto diversamente, voglio dire. Mi è sembrata una buona cosa quella di... Ma non è male il Parco di San Giuliano, se non fosse, posso fare una domanda diretta, visto che lei... Se so rispondere mi dica. Il famoso Parco di San Giuliano, che è stato progettato sopra una discarica di sostanze tossiche. È specialmente la collina famosa, è o non è tossico il terreno lì, le emanazioni? No. Lei dice no, perché questa cosa gira da sempre. No, allora diciamo che quella collina famigerata è stata praticamente incamiciata e chiusa ermeticamente, quindi è dentro un sarcofago. Un sarcofago non di tela, di telone? No, di cemento, ma perché allora continuano a morire gli alberi che mettono lì sopra e poi li ricambiano, perché qui questa è la domanda, forse. Gli alberi continuano a morire lì sopra. Perché allora quando è stata fatta la cosiddetta bonifica,
non è stato portato terreno, diciamo, cioè il materiale praticamente sì, proviene dalla ex discarica di Sacca Serenella. Cioè rifiuti tossici? No, non sono rifiuti tossici, era una discarica di inerti. Cioè tutti gli inerti dei lavori edili di Venezia andavano a finire su Sacca Serenella, lì venivano frantumati, diciamo, perché c'è un impianto di frantumazione, c'era almeno, adesso non lo so. Tanto è vero che io mi ricordo in occasione della prima aggiudicazione alla ditta che poi è stata sostituita invece successivamente in seguito a quelle vicende, insomma, in cui è entrata la magistratura e via di seguito, alle denunce che ci sono state, aveva fatto mi pare il 50%, qualcosa come 50-52% di ribasso in sede di gara. E ovviamente il direttore dei lavori era stato costretto a chiedere giustificazione, perché questo lo prevede la norma quando ci sono dei ribassi così esattamente. Ecco, e loro mi ricordo avevano giustificato questa offerta così alta, diciamo così conveniente, perché disponevano già di tutto il materiale che serviva per in qualche modo bonificare, perché poi comunque lo strato finale doveva essere di terreno vegetale, però è chiaro che l'erba esplora i primi 5-10 cm del terreno, ma le radici delle piante devono andare oltre, e se oltre non trovano terreno fertile succede quello che è successo con quelli che io avevo tolto prima. Però cioè c'è un altro motivo di sospetto. Sì. Dal mio punto di vista. Poi che siano state portate ancora sostanze tossiche io non lo penso sinceramente. Cosa servono quei due camini metallici che ci sono sulla collina, uno da una parte e uno dall'altra, che sembrano come degli sfiati? Sono sfiati. Ma sfiati di cosa? Quello che fermenta una fermentazione di quello che potrebbe esserci sotto, però forse ne sa qualcosa. Ma chiedo una cosa, se ha seguito direttamente. Allora precisiamo una cosa, io ero stato incaricato di seguire solo la parte a verde, cioè c'era un direttore lavori, io ero l'assistente per le opere a verde e poi c'era un assistente per le opere edili e impiantistiche. Ma quindi, anche può essere come informazione in certi aspetti che è circolata sul prima e dopo. Allora, facendo le ricerche per Mestre Novecento, ricordo. l'iniziativa di sono molti anni fa, nell'archivio della provincia, che è preziosissimo anche se non utilizzato, ho trovato il documento del 1957 in cui il comune chiedeva al magistrato alle acque della provincia l'autorizzazione a fare di San Giuliano, l'Arena, una grande discarica. E coincide, il permesso, non c'era nessun nemmeno lontano pensiero ambientale, quindi tutto accordato. Quindi alla fine degli anni 50 la discarica era attiva. Proprio con Mestre Novecento abbiamo recuperato foto incredibili di un fotografo, cioè un grande fotografo, che descrive cosa lì succedeva. Ragazzi, cioè sembra un paesaggio un po' da terzo mondo. Terzo mondo, la ricerca nella discarica di tutto. Ci sono due ragazzini che hanno trovato, raccogliendo un cumulo di scarpe, ma questo è una cosa già tenue. Poi ci sono la gente che fruga mentre la discarica avviene, proprio sotto il rovesciamento del camion e così via. E allora quella era l'AMIU, quindi discarica rifiuti urbani. Naturalmente avranno prescritto gli inerti, ma non è così.
si vede dal tipo di rifiuti e da questo continuo a ricercare, no? Da parte di questa umanità un po' al limite. Allora, la domanda è, era nota la discarica da decenni, era noto anche, vedi in fosfogessi più in là, che c'era una componente anche industriale. La domanda, nei lavori e nell'appalto del parco era previsto che occorreva la bonifica o se ne sono accorti al lavoro iniziato? Questo è il grande mistero che non mi torna. No, l'interruzione dei lavori non è stata anche per fare la bonifica? No, che io sappia... La ditta da una parte. No, che io sappia, i lavori sono stati sospesi perché sono state contestate le modalità di esecuzione dei lavori stessi, a seguito di denunce che dicevano: scusa, si deve fare, da fare a bonifica, in realtà si deve portare altro materiale come quello del prima, cioè, ecco, allora lì è venuta fuori tutta la storia, sono seguite le indagini, perché addirittura qualcuno dice che avevano visto scaricare, era stata tirata in ballo anche Veritas che gestiva i cimiteri perché avevano... preventive. Come? Le indagini non possono che essere preventive, mentre non sono state fatte. Cioè la mia sensazione è che nella non memoria comunale non si sono nemmeno esaminati documenti precedenti risalendo alla fine degli anni 50, quando lì si trattava di fare un grande quartiere. Non prendete per oro colato quello che vi sto dicendo, perché io, ripeto, su San Giuliano ci ho lavorato, però ci ho lavorato limitatamente per gli aspetti riguardanti il verde, quindi non conosco tutte le vicende, insomma, ecco, e nel dettaglio. Però, per quanto mi risulta, che cosa ci fosse lì si sapeva. Che cosa si dovesse fare per rimediare ai danni che c'erano si sapeva, si doveva fare e si sapeva come farlo. Ecco, il problema è sorto nel momento in cui qualcuno ha messo in dubbio che quello che si stava facendo non corrispondesse a quello che si doveva fare, non fosse conforme a quello che si doveva fare. E allora lì c'è stato il blocco da parte della magistratura, le indagini per capire se effettivamente aveva ragione chi denunciava o chi invece stava facendo i lavori. Come sia andata a finire adesso non ricordo, perché mi pare che l'impresa non sia stata condannata, ma mi pare però che l'impresa, dopo anni di sospensione dei lavori, abbia detto: non ci sono più le condizioni per fare il lavoro come mi era stato aggiudicato, io rinuncio, mi ritiro, vado a casa, ranzavi voi altri. Il comune a quel punto ha rifatto l'appalto, è entrata in gioco un'altra ditta che ha fatto un ribasso, se non addirittura più alto ancora di quello che aveva fatto la ditta precedente, anche questo è un altro mistero, vabbè. Il comune ha preferito affidare in questo caso anche la direzione lavori all'esterno anziché ai propri uffici, perché nella prima fase appunto eravamo stati incaricati noi, un ingegnere del comune. Ecco, nella seconda fase il direttore dei lavori è stato nominato lo stesso progettista, mi pare, il quale poi si è avvalso di una serie di collaboratori, comunque tutti professionisti esterni, insomma, ecco, il comune si è tolto... Che aveva solo direzione artistica però di Mambro. Non c'era un ingegnere capo del comune? Non credo mica, no, la direzione lavori so che era stata affidata a professionisti esterni. Se fosse stato direttore dei lavori lo stesso di Mambro o solo direttore artistico, questo non lo ricordo con precisione, però gli uffici comunali avevano solo un ruolo avevano solo la funzione di sovrintendere, diciamo. Ecco, il responsabile del procedimento probabilmente era un dirigente comunale, quello per forza, ecco. Però il direttore dei lavori non era comunale, secondo me, nella seconda fase, non mi pare. Va bene, riprendiamo le
nostre cose. Niente, allora passiamo oltre. Un'altra tipologia di verde è il verde stradale. Le funzioni del verde stradale le conoscete, insomma, le ricordiamo sinteticamente, sono quelle di mitigazione ambientale per quanto riguarda le alberature stradali, di decoro, ornamento per quanto riguarda le aiuole e i parterre, e poi ci sono degli spazi tecnici come sono le rotonde e gli spazi traffico. Sul verde stradale si potrebbe dire e fare molto anche e soprattutto, almeno in certi ambiti dal punto di vista estetico. Questo è un esempio di una rotonda in provincia di Treviso. La provincia di Treviso ha fatto un progetto ad hoc per sistemare tutte le rotonde stradali dal punto di vista... No, quello era un albero preso, sì, che io sappia... E l'hanno lasciato strano. Sì, l'hanno lasciato. Beh, posso dirvi una cosa, secondo me noi abbiamo un bellissimo esempio di rotonda stradale, che è il più bello secondo me, ed è la rotonda in prossimità dello Champ, quella completamente alberata, che è bellissima. Caravaggio. Sì, via Caravaggio. È di quella è vegetazione spontanea. Ci sono anche gli scoiattoli. È rimasta lì quando hanno fatto i lavori, e secondo me è una delle più belle che abbiamo, e si potrebbe prendere esempio anche per qualche altra che abbiamo nel territorio. Ecco, si può fare anche con molto meno, nel senso che questa è una delle nostre aiolette, quando l'ho fotografata, incolta, ma la natura, se la lasciamo fare, ci fa vedere che esattamente sul ponte. Sì, sul ponte. Ecco, diciamo che adesso probabilmente qualcuno, cogliendo questi esempi, diciamo, da qualche anno sta andando un po' di moda, diciamo, sta andando un po' di moda il selvatico, sì. Diciamo che Francia e Germania sono già all'avanguardia da questo punto di vista, come concetto, come filosofia, come realizzazione. Comunque anche in Italia stanno prendendo piede gli interventi con i cosiddetti prati fioriti, che non sono altro che miscugli di erbacee che contengono semi di piante da fiore, in modo tale che poi l'effetto che si ottiene è questo, e consentono anche diciamo dei significativi risparmi dal punto di vista economico, perché ovviamente il tipo di manutenzione è diverso, nel senso che non richiede lo sfalcio periodico costante come avviene per i tappeti erbosi o l'annaffiamento, via di seguito, ecco, e soprattutto rende anche la città, rende lo spazio un po' più gradevole, per questo è riconosciuto dagli insetti, dagli insetti. Ah beh, sicuramente. Nel senso che poi le farfalle qua ci sono, ma certamente, vengono seminate le ornamentali che vengono dalla Nuova Guinea. Ecco, poi un'altra tipologia, in Germania per esempio, dove fanno anche grande uso di prati fioriti, bulbose, erbacee perenni, ma hanno abbattuto i costi di manutenzione, la gente più contenta, ma perché? Perché loro hanno del personale formato, non andare in giro a fare manutenzione di queste cose. Sì, allora diciamo che anche questo è ancora un altro aspetto che meriterebbe una serata. Si potrebbe, se fossi disponibile la faremo, perché qua forse poi è il cuore guardate, la mia disponibilità c'è. Quello che vi posso dire io è questo, che mi mette un po' di angoscia il fatto di dover preparare un discorso, perché non mi sento portato appunto ma se si tratta di fare una chiacchierata informale tra amici, ci spieghi come funziona l'affidamento della gestione del verde alle cooperative che tagliano tutto, e quali sono i requisiti che queste dovrebbero avere per vincere gli appalti. Se volete possiamo parlarne. Sì, senza voler mettere nessuno sulla graticola, però insomma ci sono due. Allora, molto sinteticamente posso dirvi questo. A ribasso. Allora, aspettate. Allora, l'indicazione di avvalerci delle cooperative sociali
l'indicazione di servirsi delle cooperative sociali a Veritas è stata data dal Comune, è stato un input quindi di tipo politico. Giustificato da motivi di tipo sociale, diciamo, perché le cooperative sociali fanno esattamente, e anche da ragioni di tipo economico, perché le cooperative sociali fanno dei prezzi, cioè le imprese private non riescono a competere dal punto di vista economico. Ecco. Quello che mi sento di dire io, ma in maniera molto sincera, molto trasparente, anche a me qualche volta hanno fatto arrabbiare quando, per esempio, in via Sernaglia avevo realizzato un'aiuola di una specie di bordura mista all'inglese con erbacee, bulbose, cose di questo genere, per creare. È andato lì un operatore della cooperativa sociale, del cespugliatore, via tutto, sparito tutto. Quando non ha buttato il diserbante, eccetera, oppure gli larvicidi, però, quelle robe lì che hanno ucciso tutti i cespugli. Ecco, però posso dirvi una cosa, che personalmente, dell'esperienza che ho fatto con le cooperative sociali, non posso che dire bene, diciamo, perché hanno fatto molta formazione, cosa che le imprese private non avrebbero mai fatto, vi assicuro io. Allora, le imprese private, almeno quelle tradizionali che adesso sono scomparse purtroppo, avevano del personale molto preparato dal punto di vista pratico, cioè per dire, operai che usavano la vanga, il badile, la falce, gli attrezzi, voglio dire, come uno di noi usa la penna, cioè con una facilità estrema, con la motosega, quello che è. No, ecco. Poi se quello che facevano era corretto dal punto di vista agronomico, forestale, tutto quello che per quanto riguarda, insomma, la corretta manutenzione del verde, lì ci sarebbe stato molto da ridire, perché quegli operatori, diciamo, non sapevano minimamente che cos'era sapevano cos'era, sì, esatto, ma non sapevano minimamente come andava fatto del taglio al collare del ramo di ritorno e tutte queste cose qua, e neanche non avrebbero voluto saperne, mentre le cooperative da questo punto di vista posso assicurarvi che hanno fatto molta formazione e ce ne sono che sono veramente in gamba. Ovviamente non tutte. Dopo è vera anche un'altra cosa, che noi conoscendole, in questo momento parlo ancora come se fossi in Veritas, noi conoscendole sapevamo a chi rivolgerci a seconda del tipo di lavoro, cioè dovevamo fare la potatura in tree climbing, sapevamo che quella cooperativa aveva il tree climber giusto. Cos'è il tree climber? È un giardiniere che va sull'albero senza è una tecnica che sì, è venuto anche quando abbiamo fatto. Ma posso dire una cosa, che adesso parlano di questa attività con questa enfasi, il tree climber. Ecco, quando io ho cominciato i nostri giardinieri andavano a tagliare gli alberi con le corde, perché non c'erano ancora le piattaforme aeree a quel tempo, c'erano solo le scale e arrampicarsi esattamente, ecco. Poi è venuto il momento, sono uscite le prime piattaforme aeree e poi si è ritornati al discorso della potatura in arrampicata libera, diciamo, perché innanzitutto per una questione di necessità, perché su Venezia con piattaforme non si può andare. In secondo luogo perché è diventata anche un pochettino una moda, fanno anche dei campionati, delle gare, quindi insomma c'è del business poi sotto. C'è anche la potatura dall'interno della chioma che sì, giusto, infatti ci stavo arrivando. Poi è anche vero che con la piattaforma la potatura è un po' condizionata, perché con la piattaforma arrivi solo in certi punti, non puoi arrivare in altri, mentre l'operatore che sta sull'albero riesce a raggiungere punti diversi
Dica pure. No, non voglio monopolizzare, ma ho troppe curiosità. Per esempio, prendiamo i platani di via Cappuccina. Sì. Lì li vedo, vengono potati non tutti gli anni, un anno sì, un anno no, a seconda di quello che... Ma perché li potano ad altezza di 4 piani completamente tutta la ramatura, che lasciano il fusto nudo e lasciano la chioma in alto? Quest'anno no, hanno messo mano anche la chioma in alto, ma comunque tolgono sempre tutta la ramatura, cioè lasciando l'albero completamente nudo, come se potesse alzarsi all'infinito. Allora, questa è una cosa che noto in continuazione a Mestre. Allora, diciamo innanzitutto una cosa, non è un dogma ma comunque è una regola basilare: le piante ornamentali non andrebbero potate. Non andrebbero potate, non andrebbero potate. Ecco. Il problema è che purtroppo quando ci troviamo in condizioni come via Cappuccina siamo costretti, quindi gli edifici da una parte, i fili dall'altra e il sovraccarico sulla chioma perché magari sotto c'è una carie al castello, all'altezza delle branche primarie, le branche primarie sono innestate su una carie profonda. Come? Sì, poi c'è il tram esattamente, il tram perché si blocchi basta un rametto secco di 20 cm perché crei problemi, quindi via Cappuccina, sì esatto, via Cappuccina è una situazione proprio estrema, ne parlavamo prima con lui, io adesso non vorrei insomma scatenare una rivoluzione, ma personalmente sono della convinzione che se lì devono rimanere gli edifici, e credo di sì, se lì deve rimanere il tram, e credo di sì, andranno tolti tutti. I platani prima o dopo bisogna lasciarli andare. Tanto cadranno ogni tanto, sono tutti storti. Certo, ma per forza non hanno luce e quindi la pianta naturalmente si orienta dove può trovare della luce. C'è tutto un insieme di fattori che giocano a sfavore. Dobbiamo ricordarci che quei platani sono stati piantati quando dove c'è il marciapiede a ridosso dei negozi c'era un fossato e dove in via Cappuccina passavano i carri con trainati dai cavalli. Quella era la situazione. Allora quelle piante stavano benissimo, fuori non c'erano edifici, non c'era niente e quelle piante stavano benissimo, erano nel loro ambiente naturale, tra virgolette. Addugiate dal cemento. Poi si sono costruiti gli edifici. Si è fatta la strada, i marciapiedi, i sottoservizi, cioè è un caos sotto là, cioè è un caos. Cioè io dico sempre a qualcuno quando mi chiede gli alberi perché patiscono, perché soffrono, avete mai provato a camminare in un bosco, e penso di sì, in un bosco, e a sentire il terreno? Come è soffice, come è morbido, come è spugnoso, dov'è che... Ma pazienza, ma avete mai visto quanta vita c'è lì per terra? Avete visto quanta vita c'è? Cioè, andate a guardare una formella qualsiasi di uno dei nostri alberi. Cioè il terreno è così. E quando è terreno, perché poi sotto non sappiamo che cosa ci sia, cioè il terreno fertile è una cosa estremamente difficile da trovare in città, diciamo, e qui ci sarebbe un altro discorso ancora da fare che io ho anche sollevato nell'ambito dell'attività che io ho svolto, che è quella della salvaguardia della tutela e della tutela dei terreni fertili che a volte vengono, come posso dire, degradati. No, a parte degradati, ma che vengono buttati via in pratica. Cioè mi è capitato spesso di osservare che il pubblico, il comune, ma qualsiasi ente pubblico, fa interventi su aree agricole, dove c'è un terreno che al di là delle concimazioni, dei fertilizzanti, ma comunque ha delle buone caratteristiche agronomiche. Allora, cosa succede? L'ente paga
perché l'impresa scavi. Il terreno di chi è? Dell'impresa. L'impresa si porta via tutto lo strato fertile, i primi 50 cm, e se lo rivende ai privati a fior fiore di soldi. Ecco, quando ha finito di fare i lavori, bisogna sistemare le aiuole, ti porta del terreno, ma qua è un terreno, ti porta dei rovinati e te lo fa pagare come terreno fertile. Cioè, ma mi dico, abbiamo il terreno buon nostro, dell'amministrazione, mettiamolo da parte. No, ma addirittura creiamoci un deposito. Cioè, il comune, la provincia ha tante aree abbandonate, c'è del terreno fertile, lo prendiamo, lo accatastiamo là, quando ci serve per i nostri lavori lo riutilizziamo. A costo zero. Ah, ma costa perché i camion che viaggiano, costa però quanto, cioè, ci sono voluti migliaia di anni per ottenere quel risultato, voglio dire, quel terreno è così perché c'è l'azione del tempo di migliaia di anni, di secoli, e noi lo buttiamo via in questo modo. Cioè, è assurdo, cioè è proprio... però vabbè, sono rimasto inascoltato, ho scritto, in questo caso ho scritto, ma non, come se niente fosse. È una cosa che non... Posso dire una roba? Sì. Ma c'è una legge che tutto il materiale di scavo è materiale che non è terra naturale, cioè a un certo momento, dal momento che lo scavi, già è un rifiuto. Sì. È per questo che la normativa vincola un po' anche... diciamo la sua idea. Ma questo succedeva prima della legge, cioè io il problema l'ho sollevato prima della legge, e comunque voglio dire, anche se c'è questa legge si può trovare il modo, si dovrebbe trovare il modo, perché in questo modo le aree, diciamo, l'uso di terreno agricolo viene sempre più, no, sì, lo spreco. Sull'appalto devi mettere la clausola? Ah beh, certo, sì, certo. Volevo sapere se sapevate qualcosa sull'intervento che stanno facendo adesso tra Malcontenta e Fusina, l'interramento delle linee elettriche con creazione di un fantomatico parco. Parco Moranzani. Facendo il disastro. No, perché non credo sia una cosa di competenza comunale innanzitutto. Mi pare che sul Moranzani era in atto da tanti anni un'idea progettuale. Sì, questo lo so, però su questo intervento specifico non ne so niente. E quell'intervento credo fosse condizionato dalla sistemazione di alcune situazioni infrastrutturali, tra cui anche le linee elettriche. Sì, poi l'intervento dopo potrà realizzarsi, riempie di fanghi, e si parlava di parco Moranzani. L'area fino a 14 metri. Sì. Però credo sia un po' come San Giuliano. San Giuliano si può fare quando ha finito le bonifiche, quando ha messo in sicurezza la frequentazione poi delle persone in questo ambito. E quindi è stato realizzato dopo prima che... Volete che riprendiamo, magari magari possiamo anche divagare, ma magari vediamo anche di finire. Allora, stavo parlando di quest'altra tipologia di verde, che è il verde sportivo, che in genere è un verde, diciamo, artificiale di solito, anzi, ecco, diffidate di chi cerca di far passare gli interventi tipo i campi sportivi o i campi da golf come interventi di rinaturalizzazione o via di seguito, perché anche se è vero che c'è una maggiore attenzione nell'uso nella realizzazione di queste opere, nella manutenzione, in realtà c'è un uso così intenso di fertilizzanti, di fitofarmaci e di prodotti chimici da far spavento. Quindi ciò che in apparenza è bello perché si vede un bel verde, si vede un bel prato e via di seguito, cioè voi pensate per esempio che nei green dei campi da golf fanno addirittura i trattamenti contro i lombrichi, perché altrimenti il green del campo da golf è la parte più prossima alla buca, e quindi se lei è mai stata in un campo da golf
e se ci è andata sopra si accorgerà che è come una moquette, viene tagliata anche 2 volte al giorno quell'erba, diciamo. A quell'altezza giusta. Sì, perché deve essere proprio spuntata, perché deve essere perfettamente, cioè, e l'area immediatamente circostante la buca deve essere, ecco. Fanno anche i trattamenti anti-lombrico, perché altrimenti il lombrico smuove la terra, quindi potrebbe creare degli avvallamenti, tanto per dire. Oppure non parliamo delle talpe, ecco, sono l'ossessione dei greenkeeper, che sono i responsabili dei campi da golf. Leggevo una volta che uno addirittura si è suicidato perché non riusciva a debellare le talpe nel campo da golf. Ho letto, non so se sia una leggenda metropolitana, però ho letto che in Inghilterra il responsabile del campo da golf si è suicidato perché non riusciva a debellare le talpe nel campo da golf. Pare che una delle cause della massima incidenza, fatalità professionale di malati di SLA fosse proprio tra contadini e calciatori, guarda caso, gente che ha a che fare spesso con fitofarmaci. I calciatori loro malgrado, i contadini dovrebbero usare i dispositivi di sicurezza e magari non li usano, nessuno gli ha spiegato che devono usarli quando trattano come coi diservi, e i calciatori quando tutto il giorno, tutti i giorni si allenano e giocano, e pare che grosse malattie del sistema nervoso, appunto come la SLA, derivino non tanto dal doping, perché allora non si spiegherebbero i contadini, quanto piuttosto dal contatto continuo con i fitofarmaci e senza protezione, perché ci cascano in maneghe curve, perché le curve sono sul campo da calcio, si rotolano. Ma infatti io adesso vorrei capire, perché adesso con le nuove disposizioni dei fitofarmaci, col PAN, nuovo piano di azione nazionale, ci sono dei tempi di rientro nei campi sportivi di 48 ore. Come pensano di fare con i posti, con i campi sportivi? Fra allenamenti, utilizzi, partite, è impossibile? Non lo so, perché adesso tra l'altro con questa questione sono in difficoltà anche tutti i contadini, che per esempio io ho il mio vicino che proprio l'altro giorno mi faceva presente che è obbligato a fare un corso, perché ovviamente ha il vigneto e quindi per fare i trattamenti ha bisogno di fare il patentino per poter acquistare i fitofarmaci e via di seguito. Cioè, sto qua a 70 anni, dice, faccio il corso, cosa va? Cioè, è in difficoltà. Ma anche lui è stato sbagliato per tutta la vita, perché ha fatto danni magari. Ma anche lui ha detto questa cosa di me, quasi come i cavalli di vino, tanto non c'apo niente del vino, quindi se va a fare il corso e diventa armato. Quando io ho preso il patentino c'era un signore di 70 anni che mi fanno fare il patentino perché è colpa del mio vicino di casa che mi ha denunciato, perché dice che c'era vento, che gli arrivava, guarda questi maledetti, e inveiva. Mi hanno detto, beh insomma, ma è perché tutta la vita che tratto fai mega rotte. Ah no, mi scusi, doveva seccare piani, era 40 anni che buttava chissà come. Però si aprono nuovi scenari, perché e senza sapere se uno deve stare 5 metri dai fossi, 30 metri dai corsi d'acqua importante, 200 metri dai posti dove si pesca l'acqua per ma non ci sono i controlli. Ma appunto è questo il discorso, ma il problema è che chi è che ci crede? Perché poi, sempre parlando con questo contadino, mi dice, sì dai, dice, tanto io darà tutti i patentini, dice, perché sennò come, cioè, dopo come si vende? Come vendi dopo dei prodotti, no? Ovviamente, o se no ho parlato con un altro che mi ha detto, ah, dice, ma io sapevo, dice, mi sono comprato roba per altri 3 anni. Sì, che ha fatto a scorta, no? O se no dice vado a farmi a comprare da mio amico che ha il patentino e dopo uso me, cioè, è il solito discorso all'italiana, fatta la legge, trovato l'inganno, e qui che torniamo al discorso morale, Sì, ma io ho capito, ma credo che lo scopo della legge però non sia quello di poter dare le multe, ma di quantomeno dare un'alfabetizzazione di base sull'uso dei fitofarmaci
c'è la gente che magari per buona, cioè non è che vuole fare del male, però proprio non conosce, almeno conoscendo capirà qual è la ratio del perché bisogna stare a 5 metri dal fosso, a 30 metri dal sile, dal canale, dallo scolo conservativo. Ma anche un concentramento di malattie. Certo, ma anche... no, io quando lo farò era abbastanza serio, lo farò seriamente. Perché non ci sono i controlli? Levano la... Sembra un sistema, il discorso dei controlli. Avrei due domande un po' difficili. Primo, c'è stata una divisione del personale del comune, da una parte rispetto, chiamiamolo verde pubblico, quello che c'era anche prima, lavori pubblici, e istituzione, parco, bosco, bosco e grandi parchi. Sì. Questa suddivisione ha una ragione e produce effetti positivi o altra serata? Dipende dalla origine delle cose, da Brugnaro, perché periodicamente le cose che si fanno dovrebbero essere verificate rispetto ai risultati e così via. Allora, lasciamo stare del perché, se l'origine della faccenda, che può anche essere aver avuto delle motivazioni importanti, per esempio all'indomani, no, della decisione del bosco. Ecco, questa è la prima. La seconda, problema delle aree umide. Alcuni di noi si sta seguendo il contratto di fiume, in particolare del Marzenero. Allora, lì abbiamo le oasi, aree umide, eccetera. Se ne è anche parlato qui o è nelle prossime. Posso dirle subito che di questo non ne so praticamente niente, perché non è una cosa che rientra nelle nostre competenze. No, ma rientra un po' nell'urbano. Allora, esiste poi un progetto europeo che la Regione Veneto ha adottato e intende praticare, perché dovrebbero esserci anche dei finanziamenti, che si chiama il progetto Libellula, cioè prendere alcune aree umide come campione e sviluppare un ciclo di biodiversità, eccetera, eccetera. Allora, la domanda è possibile pensare che non a grande scala come possono essere le cave di Noale e Salzano, ma a scala urbana, quindi anche in un parco urbano, ci sia una sperimentazione rispetto al ciclo di aree vitali delle aree umide. Ad esempio, c'era una zona umida da moltissimo tempo in via Olimpia, dove stanno facendo la fermata del sistema ferroviario metropolitano, sui meandri residui, gli unici rimasti, del Rio Cimetto. No, è rimasta la tortuosità del percorso. Lì c'era anche un'area umida, tant'è che era stata proposta come SIC, eccetera. Adesso, rifacendo tutto, sono stati alzati gli argini e non so, adesso ci si sta informando, se si intende ripristinare l'area umida oppure se quella sparisce. Però un'area umida tipo quella, che è in sostanza tra centro città e il futuro parco del Marzenero, che pur essendo da decenni non è mai decollato, però il Comune, quando ha fatto l'apertura del Marzenero in centro, aveva commissionato una bozza di fattibilità. Ecco, allora, questo discorso delle aree umide a livello di parchi urbani, se c'è, a suo parere, una prospettiva interessante, perché io ho visto in Olanda
i parchi pubblici hanno anche l'area umida e così molti altri. Allora le dico di più, che io ne avevo proposto una quando abbiamo fatto l'intervento di sistemazione a Zellarino, proprio lungo il Marzenego, dove c'è il centro commerciale Polo. Sì. E se avete presente lì c'è un parco, lì c'è un parco, esattamente, sì. Perfetto, ecco. Il progetto l'ho fatto io, i lavori li ho seguiti io, ecco. Nel progetto originario avevo proposto anche la realizzazione di una zona umida, un bacino come non mi viene il termine, per poter insomma mettere in acqua le canoe, poter andare lungo il fiume con la canoa e via di seguito. Sì, il consiglio di quartiere allora, perché non c'erano ancora le municipalità, lo bocciò perché diceva che poi sarebbe stata una fognatura a cielo aperto, insomma, mentre il consorzio Desessile, che già a quei tempi ragionava in maniera diversa e secondo me in questi anni ha fatto un ottimo lavoro, per quanto mi risulta, aveva visto favorevolmente questa cosa, ma ripeto, il comune, la municipalità, sì, il consiglio di quartiere la bocciò, quindi non se ne fece niente. No. La vedo effettivamente una cosa interessante, ma non so se possa avere prospettive in ambito comunale, ma credo anche per una questione di competenze, nel senso che se sono aree umide a margine del corso dei fiumi, le stanno realizzando, ripristinando, riqualificando quelli del Consorzio Desessile. All'interno dei parchi non so dove si potrebbero, perché ci vogliono anche parchi di una certa tipologia, dimensione e caratteristiche. Era un'occasione, ma stavo pensando, impostato il tutt'altro. Sì, stavo pensando che forse sì, lì dove ci sono le anatre, dove c'è il cannetto, lì forse magari si poteva pensare di fare qualcosa lì, però... Il presupposto è che l'acqua sia pulita. Sì, esatto, sì. Anche perché dalle ultime informazioni che so c'è un'ipotesi di percolazione della discarica Cabarbiero annuale, sì, dove hanno fatto l'impianto di fotovoltaico sopra, sì, e penso che sia in corso di analisi, perché dicono che sta percolando dentro l'Asenego. Perché hanno appesantito la discarica, questi pannelli. Poi credo che all'interno del bosco di Mestre sì, c'è un'area umida adesso. Sì, esattamente. Lì tra il bosco Ottolenghi e il bosco di Zaerze, è il bosco di... Ci sono dei pezzettini. Sì, esatto, sì, però sono interventi non di competenza comunale, voglio dire. Sono di competenza comunale. Beh, i forti sì, però sono di competenza comunale. Si progetta perché anche in micro aree i parchi citati. I forti sì. Sì, però posso dire, ecco, se parliamo di Europa sono d'accordo con te. Se parliamo di Italia non so se siamo in Europa, almeno da quel punto di vista. Questo è il problema. Forte Marghera, per dire, c'è una parte di Cannetto che andrebbe tutelata e ripristinata. Secondo me si potrebbe fare un minimo di scavo, perché si sta un po' interrando, ovviamente, come è natura del Cannetto. Si sta un po' chiudendo in una zona esclusa. Dove è Marghera? Forte Marghera. Dietro le casermette e Forte Gazze. Ci sono delle zone di fragmenteto interessanti. E ecco, mentre posso rispondere meglio all'altra domanda. E dicevo prima un'altra serata perché la sua domanda mi dà lo spunto per dire che io ho una mia visione dell'organizzazione del servizio verde pubblico in ambito comunale che però non rispecchia la realtà. Cioè io ho sempre pensato a un ufficio unico, forte, con delle forti competenze e un'unica regia, soprattutto un'unica regia, cosa che invece in tanti anni non è mai stata possibile.
E dirò di più che l'istituzione è stata un'ulteriore occasione di frammentazione di queste competenze, della quale mi sento un po' colpevole, ma relativamente. Perché dico questo? Perché quando nel 95 una parte del servizio verde pubblico del comune passò all'allora AMAV, poi divenuta Vesta e poi Veritas, ecco, io mi occupavo della gestione del parco Bissuola e in quegli anni avevo maturato tutta una serie di idee. Avevo i cosiddetti sogni nel cassetto, nel vero senso della parola, nel senso che avevo nel cassetto della scrivania un foglietto che ogni tanto tiravo fuori e mi veniva un'idea, scrivo, e dopo mettevo là, perché tanto ogni tanto proponevo, ma rimanevo inascoltato. Quando nel gennaio del 98 venne trasferito anche l'ufficio, diciamo, e io non persi l'occasione per far presente che il parco della Bissuola aveva delle grandi potenzialità, si affacciava anche il parco di San Giuliano, era l'occasione anche per mettere le mani avanti anche su questa cosa, e feci presente che insomma avevo delle idee. Vabbè, insomma, anche lì non c'era molta sensibilità, molta attenzione. A forza di insistere, di rompere le scatole, mi ricordo che il dirigente di allora mi disse: vabbè, mi ha detto, dai, fammi 2 paginette che vedemo, insomma, sta roba. Io non persi l'occasione, un fascicoletto di 20 pagine con conti economici, idee, progetti, questo rimase un po' stupito, no? E la diede al direttore, il direttore la presentò in comune e un giorno mi disse: bellissimo, guarda che è una ottima idea, dice, questa della gestione unitaria fatta in questo modo, e la diamo al comune perché ce la approvi, ce la finanzi, e poi ecco, il comune la fece propria e creò l'istituzione. In questo modo quindi è stata realizzata. Sì. La mia idea invece era che questa idea, cioè la gestione unitaria del parco della Bissuola, del parco di San Giuliano, avvenisse sempre all'interno di un unico ufficio, in modo tale che ci fosse un'unica regia. Quando il servizio venne trasferito dal comune all'allora AMAV, io venni incaricato di seguire la parte tecnica. Il primo contratto lo feci proprio io, inventandomelo perché non esistevano altri esempi analoghi in giro, ecco. E mi ricordo che dicevo sempre, nel corso di queste riunioni, dicevo: guardate, dicevo che non è importante dove va il verde, l'importante è che il verde vada tutto insieme, cioè rimanga unito, perché temevo questa frammentazione. Non si preoccupi, è il nostro principale obiettivo, avere finalmente per tutto il settore del verde pubblico un unico referente. Infatti, come siamo passati di là, i lavori pubblici la cominciamo a fare i sui, verde dei cimiteri fa i fatti sui. Adesso è in 3. Verde dunque cimiteri, Godito, lavori pubblici fa per conto suo, impianti sportivi fa per conto suo, l'ufficio del verde del comune che era andato di là e che io avevo detto ma mi conviene andare di là, guarda che qua verde non se ne farà più, se ami il tuo lavoro ti conviene andare di là. L'ufficio del verde venne ricreato per controllare quello che facevano gli ex tecnici del verde con figure nuove che non avevano esperienza, conoscenza, per controllare l'operato di Veritas. Cioè, disperazione. Sì, no, da questo punto di vista è una disperazione. Infatti la mia tentazione, ma vabbè, insomma, era quella di dire: vabbè, vi faccio una proposta e una specie di progetto per riunificare una volta per tutte tutto, va bene, e però penso non interessi a nessuno, francamente. Quindi adesso è diviso in una sorta di tax. 4 pesche. Allora c'è l'ufficio, allora c'è l'ufficio del verde pubblico, che fa capo all'assessorato. Allora c'è l'ufficio del verde pubblico che fa capo all'assessorato all'ambiente e si occupa prevalentemente della manutenzione, fanno qualche lavoretto, ma
principalmente il loro ruolo dovrebbe essere quello di controllare l'attività di Veritas, perché loro gestiscono il contratto di servizio con l'azienda, l'azienda opera, diciamo, e loro dovrebbero controllare quello che facciamo noi. Quello che facevo anch'io, diciamo, è che continua a fare Veritas. Secondo me Veritas, i tecnici di Veritas sanno benissimo cosa devono fare, se ci sono le risorse, perché io li stimo e ho fiducia, voglio dire, anzi devo dire che da un certo punto di vista il trasferimento del servizio all'azienda è stato una crescita. Il censimento, per esempio, non si sarebbe mai fatto se il servizio non fosse stato trasferito in Veritas. Il censimento ne staremo ancora parlando, e soprattutto non si sarebbe gestito come viene gestito adesso, perché il censimento viene costantemente aggiornato, che è una cosa fondamentale, perché fare un censimento che poi si ferma là, la situazione si evolve nel tempo, gli alberi si abbattono, se ne piantano di nuovi, la realtà, i numeri cambiano i costi. Continua ad essere aggiornato. Ci sono 2 persone dedicate esclusivamente a questa attività, quindi anche i costi, quindi anche i costi, quando qualcuno dice ah ma Veritas costa, cioè adesso io non voglio difendere Veritas, non ho più questo interesse, voglio dire, quindi, però per onestà voglio dire, quando si dice ah ma Veritas costa, si costa, però dà anche un servizio, fa un'attività, svolge un lavoro e lo fa bene secondo me, cioè quello che abbiamo fatto là. No signora, non scuota la testa, perché se non lo fa bene vuol dire che non ha le condizioni per poterlo fare bene, perché le assicuro... Io scuoto la testa pensando alle potature e penso che ci sia appalto e che l'ultimo non sappia che cosa sia un albero. No, non è così, le assicuro. Esatto, ne parliamo un'altra volta, perché ecco, comunque dicevo, allora, ufficio del verde, lavori pubblici per conto suo, il verde dei cimiteri viene gestito per conto suo. I Fortis è una cosa, cioè sui forti a noi, cioè il Veritas veniva chiamato a spot quando c'era qualche intervento da fare, ma non esattamente, ecco. E poi cosa c'è ancora? Adesso non mi ricordo, comunque è... Poi boschi e grandi parchi. Boschi e grandi parchi, che esatto. Ha assorbito però personale ha assunto personale. Si sono creati una struttura propria. Non c'è stato trasferimento? No, beh oddio, hanno recuperato qualche amministrativo, credo un architetto, ma voglio dire c'è non so se sia un forestale o un agronomo, Francesco Boldrin, che però è stato assunto ad hoc. E ci sono altre persone, c'è un ingegnere, che è stato assunto apposta, cioè ci sono delle figure professionali che sono state assunte apposta per questa struttura, insomma, ecco. Quindi dopodiché anche là, voglio dire, molto spesso per fare determinate cose chiamavano Veritas, perché riconoscevano la competenza e la professionalità. L'area giochi per esempio l'abbiamo fatta noi, è stato uno dei miei ultimi lavori, anzi proprio l'ultimo in senso assoluto, perché quella che c'era precedentemente, che avevano realizzato per conto loro, diciamo, non era a norma, non aveva i crismi dell'area. Al bosco in mezzo c'è un'area giochi? No, dell'area giochi del Parco San Giuliano. Nei grandi parchi. Sì, quella che c'è subito lì a ridosso dell'ingresso, insomma, ecco. Quindi per esempio, secondo me, ecco, se volessimo migliorare il verde, il primo passo da fare sarebbe proprio quello di reimpostarlo dal punto di vista organizzativo e poi dargli anche adeguate risorse. Certo. Perché se riassunto in meno, forse costerebbe anche meno. Come? Sì, secondo me sì, ci sarebbe una riduzione dei costi. Secondo me la proposta della signora prima sarebbe tanto interessante. È vero che bisogna escludere forse i parchi in cui sono state necessarie le bonifiche, quelli sono costi a parte. Sì. Però provare anche a mettere insieme i capitolati di spesa, non lo so quanto è costato effettivamente realizzare i vari parchi in valuta attuale ovviamente, a Mestre,
al metro quadro ci si fa una buona idea, perché c'è quello come lei, in cui lei dice giustamente abbiamo solo tagliato gli alberi in più, cioè abbiamo mantenuto, è stato quasi a costo zero gli alberi, dall'altra parte abbiamo piantati, però potrebbe venire un minimo di idea al metro quadro, questo da dire per i cittadini, perché io quando sento che il people mover è costato 22 milioni di euro, io dico beh, ma nell'ipotesi peggiore con 22 milioni di euro quanti ettari di parco potevo fare? Tanti. 1 ettaro, 2 di... Tanti. No beh, io ho una vaga idea perché Tanti. ho progetto qualche bosco, cioè ho una vaga idea di quanto costa fare però bosco, insomma. Sì. Parco attrezzato sicuramente costa almeno il doppio o anche il triplo, Sì. ma con 22 milioni di euro, cioè si fa quasi tutto il centro di Mestre a parco, voglio dire. Parecchie di cose. Parecchio. Però ecco, io vorrei dire anche un'altra cosa, Sì. non facciamoci prendere anche noi dalla fobia del fare cose nuove. No, anche gestire bene. Perché secondo me sarebbe sufficiente mantenere bene quello che abbiamo e la città cambierebbe. A proposito, esiste un regolamento del verde pubblico nel comune di Venezia, Certo no? che E anche esiste, lo so perché io ce l'ho. Sì. È molto particolareggiato Sì. anche. Sì. L'ha fatto lei magari? No. Ecco, questo, io vorrei sapere chi è che è tenuto a far rispettare esattamente l'ufficio del verde. L'ufficio del verde. Sì. No, perché proprio recentemente ti avevano detto e la signora Soprano che scrive all'amico Albero, eccetera, e è sottoscritta lo stesso, dove aprono un cantiere, lì gli alberi vengono non solo maltrattati, ma proprio torturati. Cioè gli taglia tutte le raisi intorno per rifare l'impiantito, e gli pusa sopra di tutto e di più, e come cittadina io sono 2 anni che scrivo ogni volta. Buonasera, arrivederci. Che scrivo, non solo neanche a signora Soprano, anche a qualcun altro, scrivemo all'ufficio del verde, guardate che succede questo. In pratica non fa niente. Cioè nessuno li va a controllare o al massimo vanno a spostare un pezzo di ferro che era stato appoggiato malamente. Lo so, bisognerebbe che ci fosse. Perché abbiamo il regolamento, questa è una... ma non viene rispettato. No, infatti, ma il problema dei regolamenti è proprio questi, che ce ne sono tanti, ma poi non c'è chi li fa rispettare. Appunto, è un po' come le leggi, no? Noi abbiamo tutte le leggi che ci servono. A uno dei tanti forum del verde dobbiamo andare. Sì, Faccio solo un invito: il sabato 2 aprile Osili Caena Salzano, via Villetta, è aperta per l'occasione. Va bene. Non ho avuto il tempo di spiegarvi le vicissitudini della nostra area, però se verrete a trovarci. Io ci sono stato qualche volta comunque. Adesso dovrebbe venire in questi ultimi tempi. Bene, va bene. No, non sei tanto ben dentro. Ah no? No, perché se dentro all'impianto di fitodepurazione il bosco è tutto morto. Sì, hanno alzato i livelli dell'acqua. Purtroppo. E questo è un continuano po'... a giustificarlo come un fatto anche positivo, oppure che c'è un po' di dubbio? Allora, su 20 ettari, circa un quinto, il bosco igrofilo è morto. Quello è un SIC Natura 2000, dove che il progetto doveva rispettare l'esistente. Il progetto di fitodepurazione lo ha fatto morire e siamo dovuti domandarsi... Ma è anosia o cosa? Il bosco è secco, cioè più chiaro di così, quindi gli effetti si sono visti. noi siamo dell'associazione che gestisce l'OSI, siamo stati inascoltati da tutti quanti i gestori, perché anche se il consorzio, comune, provincia, ex provincia, per tutti i siti. Volevo un po' dire all'assemblea sta roba, perché sogno qua apposta, perché si parla di alberi. Penso No, ma che come associazione che l'avete gestito in 9 per conto della provincia, con una convenzione con la provincia. No, ma la causa è che il livello purtroppo di noi non acqua siamo è troppo tecnici, alto, noi pensiamo che sia il livello troppo alto, però ci dicono tu non sei nessuno, cosa vuoi gli dire? alberi erano olmi, Però Vox Populi, fragili, salici principalmente, Salici, o fragili, montano nero, che sono cresciuti in 30 anni perché è un ex cava di argilla.
comunque ci sono dei biotopi o biotopi, insomma, lateralmente, perché l'impianto di fitodepurazione sono 20 ettari nella parte centrale, ma ce ne sono 20 da una parte e 20 dall'altra, che gli alberi sono ciò vuol dire che il livello dell'acqua, però io non sono nessuno per dichiarare questo, per cui cercavo anche solidarietà da parte di altre associazioni, come ho fatto 2 aprile prossimo, dalle 9:30 alle 6 di sera. Dov'è sto posto? A Salzano, via Villetta, vicino all'ex fornace. Vicino a? Ex fornace Cavasin, venite da Maerne, sulla destra. Se arriva in bicicletta in mezz'ora, 20 minuti. Sì, cammino in maestro in bicicletta al Parco San Giuliano comunque. Un piacere di avervi ascoltati e verrò anche la prossima volta. Va bene. Buonasera, grazie. Buonasera. Vabbè, facevo una proposta di chiudere chiaramente un po' ora, però c'è forse troppo da dire e siamo stati un po' ingenui noi, 2 ore non sono sufficienti. Se forse mi sono un po' allargato io. No, ma è perché la discussione è partita spontanea e era un po' lo scopo. Io potevo concentrarmi su questa fase qua. No, ma questa dopo questa e forse era sufficiente, però avevo paura di non avere abbastanza da dire. E in secondo luogo inquadrare quelle cose successive in queste nella chiave di quello, alla luce di quello che è stato detto oggi. Secondo me è fondamentale. Infatti, mi sembrava opportuno inquadrare il problema. Facciamo un altro incontro.